Eder. Mech. Pallister. I militari dell'Arma si trovano attualmente nell'abitazione dell'ingegnere friulano di 55 anni, asserragliato da oltre 50 ore nella sua abitazione di Cordovado. Dopo un lungo negoziato, i carabinieri sono riusciti a convincerlo a consegnare le armi e le munizioni in suo possesso. C'è grande soddisfazione per questo epilogo, come ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri, Roberto Spinola, il quale ha ringraziato il personale che ha lavorato incessantemente per oltre 50 ore. Un comunicato stampa della Procura della Repubblica sarà rilasciato per fornire maggiori dettagli sulla vicenda. Durante la notte, le negoziazioni sono riprese e l'uomo ha finalmente scelto di arrendersi. Intanto, alcuni collegamenti alternativi sono stati messi a disposizione per limitare i disagi di una trentina di residenti, mentre le persone che vivono nella stessa palazzina dell'ingegnere sono state ospitate in strutture fornite dal comune. Inoltre, l'ingegnere ha smesso di postare video sul proprio canale YouTube, il che è stato considerato come un segnale positivo per una risoluzione pacifica della vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.